Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto, passaggio di testimone con Antonella Prigioni. Rimaniamo nell'ambito della sanità per parlare di questo processo che sta cambiando il volto della sanità veneta, l'azienda zero che ancora non è completata ma che ha visto già una piccola rivoluzione con le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie ospedaliere del Veneto. Ed è con noi il direttore dell'azienda ULSS 9 di Treviso, Francesco Benazzi, che saluto e qui do il buongiorno. Benvenuto. Buongiorno anche a lei e ai suoi telespettatori. Che oltre ad essere direttore generale dell'azienda è anche commissario delle USL 8 e 9, quindi nella zona dell'Alto Trevigiano sostanzialmente si è creato tutto un polo che dovrà marciare compatto con competenze diverse e questo è già una grande rivoluzione che Francesco Benazzi sta affrontando ormai da dicembre, quando c'è la nomina. Qualche mese e si vedono già dei cambiamenti intorno a questa nuova struttura. Sì, io mi auguro poi di riuscire a portare a termine quello che con la mia squadra, con i miei collaboratori ci siamo posti. In primis avevamo posto l'obiettivo di pronto soccorso. Il cittadino che arriva al pronto soccorso non può aspettare 6-7 ore, anche se è un codice bianco, perché voglio dire la risposta che deve dare l'azienda sanitaria è una risposta efficace ed efficiente, a prescindere che sia un codice bianco, perché noi dobbiamo comunque dare una risposta all'utente. E allora abbiamo pensato, uno, di riorganizzare i pronti soccorsi in modo tale da creare un ambulatorio per i codici bianchi, quindi con l'aiuto e la collaborazione di medici di famiglia, e pare notizia freschissima. Infatti, perché le ultime che avevo letto io è che c'era stato anche un po' di muscolare confronto con i medici di famiglia che dicevano vabbè, c'è la guardia medica, si creano dei doppioni al pronto soccorso. Invece c'è stato un passo avanti. Sì, i confronti sono sempre positivi, nel senso ci si confronta per migliorare, poi anche i medici di famiglia come noi hanno capito che importante è il cittadino, la centralità della persona, per cui alla fine abbiamo chiuso un accordo che vede insieme a noi protagonisti i medici di famiglia nella gestione dell'ambulatorio di codici bianchi. Contiamo di partire i primi di giugno perché? Perché stiamo facendo altre cose, in primis strutturali, quindi stiamo sistemando i pronti soccorsi in modo tale che le persone che arrivano, e per quanto riguarda l'ospedale di Treviso in modo massiccio, infatti l'ospedale di Treviso ha 120.000 accessi l'anno, quindi capitava quel pronto soccorso vecchio, cioè degli anni 2000, 2002, 2003, quando è stato ristrutturato, aveva una capienza di sedute, cioè di posti a sedere, intorno ai 50-60, oggi noi andiamo al raddoppio di questi posti a sedere, perché è giusto che la persona che arriva al pronto soccorso accompagnato dai familiari abbia in primis la possibilità di sedersi e di stare tranquillo ad attendere. Poi andremo a fare un triage avanzato, quindi sposteremo il triage, l'area triage, per renderla più funzionale, e poi creeremo i fast track, cioè i percorsi veloci, brevi e veloci, dove il paziente che arriva, se ha bisogno dello specialista, va, dopo aver fatto il triage, direttamente dallo specialista, evitando di stazionare in pronto soccorso. Lo specialista stesso farà la chiusura del verbale nel momento in cui non serve niente, la chiusura del verbale di pronto soccorso, per cui il cittadino va dallo specialista, ottiene quello che gli serve come prestazione e poi esce senza ritornare nel pronto soccorso. Questo andrà a sgravare un po' il ritorno dei pazienti. Le faccio questa domanda, la questione dei pronti soccorso è cruciale per tutti gli ospedali, ma credo per l'intera sanità, perché effettivamente quando una persona sta male, anche l'idea di avere una medicina sempre disponibile sul territorio attraverso i medici di base, forse non basta, perché per togliersi la preoccupazione si sa che lì ci sono gli specialisti, le macchine, le attrezzature, quindi anche il codice bianco arriverà quasi ineluttabilmente in pronto soccorso, insomma. Diciamo che la sanità veneta ha avuto un'evoluzione straordinaria. Non a caso oggi si parla sempre di più dell'ospedale invisibile, che sarebbe il territorio. E sempre di più la Regione, con gli atti che ha fatto, importantissimi, sta andando verso ospedali di comunità, unità riabilitativa e territoriale e medicina di gruppo integrata. La condizione per frenare sostanzialmente l'accesso ai pronti soccorso di codici bianchi è sicuramente l'aggregazione dei medici. Più medici che si mettono insieme, quindi più di 8,
per garantire cosa? Garantire la permanenza dei medici dalle 12 ore, dalle 8 alle 20, ma soprattutto perché all'interno di queste aggregazioni non ci sia un medico solo, ci sia un medico solo che visita il suo appuntamento, ma ci sia un altro medico, un altro collega che invece sta là per fare cosa? I percorsi, quindi diabete, eccetera, ma anche per ricevere qualche paziente che invece di andare al pronto soccorso viene visto direttamente dal medico di famiglia nel momento in cui ha il mal di gola, ha la congiuntivite, ha una pseudobronchite, eccetera. Ecco, assolutamente. Quindi un filtro importantissimo. La vicenda del San Bortolo di Vicenza, questa storia delle cannule l'avrà sentita anche lei, se ne è parlato dappertutto. Lei come l'ha vista questa cosa? Ha avuto un po' paura che si potesse riproporre qualcosa che magari non è controllabile? E io ho paura per due motivi. Lo dico anche perché lei ha aperto da poco anche un punto di contatto con 1 milione, sono diciamo le persone che fanno da riferimento in quest'area complessa che è stata creata, un punto di contatto con loro per sentire un po' il polso della situazione. Certo, e dillo al direttore, che anzi consiglio tutti io le guardo tutte le mail, poi do ai vari diciamo servizi la risposta, nel senso filtrano con loro la risposta, perché io ovviamente non sono un tuttologo, però le vedo tutte, perché ritengo importante anche per me per avere il polso. Perché? Perché un direttore generale purtroppo non può essere presente a 360 gradi, ha dei collaboratori, ecco perché mi fa la paura, ecco il discorso, perché il direttore generale povero non è che può sapere queste cose, si fida dei propri collaboratori, se ha dei collaboratori seri e professionali, ecco, il direttore viene avvertito e poi la cosa ha il suo corso, che può essere appunto dalla denuncia, dall'indagine interna o addirittura alla procura, nel caso le cose siano ecco così manifeste, ma altrimenti il direttore generale fa fatica. Ecco perché è importante il dirlo al direttore, perché se un cittadino ha un problema e si rende conto e non ha, tra virgolette, il coraggio lo scrive a me e io credo che a questo punto io posso partire con delle indagini interne, posso verificare e rispondere in modo adeguato, altrimenti è difficile sapere tutto, direi quasi impossibile. Assolutamente, lo credo anch'io, anche perché appunto gli ospedali sono aziende gigantesche con migliaia di dipendenti, quindi è vero che è un po' difficile tenere tutto sotto controllo, però devono esserci assolutamente anche gli strumenti per riuscire in qualche maniera a farlo, perché parliamo sempre di salute delle persone, della pelle delle persone. Una delle cose più importanti a cui i cittadini tengono è avere in fretta le cose che chiedono, soprattutto se magari ci sono situazioni di urgenza, così. Le liste d'attesa so che sono un cruccio anche per voi come per tutte le aziende. In questa direzione state lavorando? Sì, stiamo lavorando anche perché il Presidente Zaia, voglio dire, su questo ha un'attenzione particolare per cui stimola noi direttori, non dico quotidianamente ma quasi. Telefona proprio? Sì, telefona personalmente, non ci sono dubbi. Telefona poi lì a personalmente, Treviso anche vicino. Manda email, cioè, ma tutto in favore giustamente dei cittadini che segnalano lui. La stessa cosa faccio io nel momento in cui il cittadino mi segnala, chiamo i miei servizi. L'ideale sarebbe, e stiamo lavorando in tal senso, che questo non avvenga più e che il cittadino trovi ovviamente risposta immediata. È chiaro che spesso e volentieri, qualche volta, lo dico perché noi abbiamo un tavolo di monitoraggio, si chiama così, dove andiamo a verificare tutte le richieste e ci sono un 20% di richieste che non servirebbe dare una priorità, ecco. Però oggi c'è il sistema di RAU, raggruppamenti omogenei di attesa, dove vengono messe le priorità, quindi il cittadino sa che entro 10 giorni deve avere, entro 30 giorni, entro 60 giorni. Stiamo affinando molto. Qual è il problema vero? Il problema vero è che in realtà periferiche, lo dico periferiche nel senso come Castelfranco, per non dire Conegliano, noi vorremmo avere la possibilità di dare risposte efficaci subito. Cosa succede? Succede che essendo le realtà un po' periferiche, qualche volta non troviamo gli specialisti. Faccio un esempio, abbiamo dovuto chiedere, per fortuna oggi il direttore generale, tra virgolette, è unico, essendo commissario, abbiamo avuto una situazione di criticità a Conegliano, nell'USL di Conegliano, dove è arrivato un cardiologo, poi è andato da un'altra parte, è andato in un ospedale hub provinciale, un altro è arrivato e se n'è andato da un'altra parte, per cui eravamo senza 38 ore di cardiologo, che vuol dire una marea di visite. Allora, per fortuna, Treviso non ha questo problema, perché essendo ospedale hub ne ha, ho potuto chiedere a me stesso di mandare un cardiologo di Treviso a sopperire, affinché non facciamo il concorso,
ha un cardiologo di Conegliano che oggi manca. Questo è il vantaggio di avere questa gestione. Ho visto che avete fatto una cosa simile anche per Vittorio Veneto, certo, con il gruppo che si occupa di tumore al seno. Avete mandato 3 medici trevigiani lì? Certo, allora diciamo che l'USP provinciale è una grande opportunità in tutti i sensi, sia per fare il sistema, per fare il passaggio di saperi, perché è più facile quindi agevolare che persone capaci o persone preparate di una realtà vadano in un'altra realtà a fecondarla, mi passi il termine, culturalmente. Certo, vabbè, insomma, mai come in questo caso c'è bisogno sempre di essere aggiornati sulle ultime esatto. tecniche. La terza cosa ci dà la possibilità ovviamente di poter utilizzare quindi professionisti dove siamo certi di trovarli dalle graduatorie dell'USP provinciale. Il caso di Vittorio Veneto è emblematico perché avevamo purtroppo solo un professionista bravo che lavorava e ci trovavamo con le fughe verso il Friuli. Fughe di donne nostre che ovviamente, non avendo un po' di liste d'attesa, erano obbligate sostanzialmente. Oggi con l'innesto di questi professionisti che affiancano l'altro bravo professionista di Vittorio Veneto, creiamo un gruppo, io lo chiamo un gruppo forte, che ci darà la possibilità di trattenere tutte le nostre donne e di dare un servizio alle nostre donne nei tempi previsti dalla normativa di 30 giorni per le patologie tumorali, ma soprattutto, l'altra cosa importante, la ricostruzione del seno e dopo l'intervento, che è una cosa che la donna vuole e che oggi dobbiamo dare immediatamente. Infatti ho visto che arriverà un chirurgo plastico, certo, certo. E questa secondo me è una questione di civiltà, certo, sostanzialmente. Tra l'altro campioni, l'USL di Treviso 9, in questi passaggi friendly nei confronti delle donne, con sì, i parcheggi a disposizione delle signore, delle donne incinte. Ho visto anche tutto un protocollo di accesso un po' privilegiato per le donne, un percorso privilegiato per quanto riguarda le loro patologie specifiche. Beh, io credo molto nella patologia di genere, che vuol dire genere maschile e genere femminile. La donna deve avere un percorso privilegiato, nel senso che la donna ha una... È stata qui la dottoressa Baggio pochi giorni fa, la professoressa Giovanella Baggio, che è diciamo la campionessa dell'argomento, e devo dire che le frontiere più avanzate la stanno portando avanti questa strada, perché certo, è inesorabile. Assolutamente, è inesorabile, non solo, ma dobbiamo pensare che non solo come utenti, noi abbiamo nostre collaboratrici, cioè oggi noi abbiamo 75% di donne che lavorano nel sanitario, nella sanità. Quindi il nostro mondo, la sanità odierna o futura, è donna, per cui dobbiamo creare tutte quelle condizioni, compreso l'asilo nido dentro gli ospedali, che favoriscano la donna a lavorare meglio e soprattutto a lavorare tranquilla, senza problemi, eccetera, come i nostri utenti devono avere una garanzia che tutti i percorsi che riguardano la donna vengono garantiti all'interno dei presidi ospedalieri e nel territorio. Ma avete sentito un po' di che pasta è fatto il nostro direttore, che tra l'altro arrivava già ben voluto, perché arrivava da un'esperienza a Cittadella molto ben gestita, un ospedale che funzionava molto bene, con dei risultati positivi. Arrivare da lì a qui il salto è stato, penso, piuttosto impegnativo, perché è bello gestire gli ospedali quando puoi tenere tutto sotto controllo. Qui devo dire che forse ha dovuto cambiare un po' attitudine, delegare un po' di più, insomma, la sfida è importante, però è un cambiamento che insomma porterà qualcosa di positivo. Beh, io sono convinto di sì. Intanto ribadisco, per me l'USP provinciale è veramente la chiave di volta che farà reggere il sistema. Ma lei come sanitario. la vede? Ci può tracciare un po' un disegno anche per far capire alle persone come cambierà secondo lei questa, senza anticipare, voglio dire, le cose che magari possono creare, sì, magari qualcuno non sa ancora quale sarà il suo destino, ecco. Vabbè, ma io credo che l'USP provinciale, ribadisco, serve a far sistema, quindi a cercare di razionalizzare in modo intelligente le risorse che si hanno. L'azienda zero, le gare provinciali, le gare regionali, vuol dire risparmio, vuol dire abbattimento dei costi, quindi vuol dire riprendersi dei soldi e reinvestirli in sanità, dei soldi risparmiati e reinvestirli in sanità, cioè in salute, cioè in livelli essenziali di assistenza. Questa è la prima cosa, quindi una grande sfida che però porterà sicuramente i risultati. La seconda importante sfida è quella di avere le eccellenze, cioè ogni realtà ha dei professionisti all'avanguardia.
Ne cito uno per tutti, così anche perché Vittorio Veneto ha un URL che è riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Io credo che l'URL di riferimento, in senso dei tumori testa-collo, soprattutto la laringe, sarà Vittorio Veneto, perché là c'è l'eccellenza, andrà potenziata con i nostri specialisti, lasciando però, diciamo, una chirurgia di base nelle altre realtà. E Vittorio Veneto non è lab, però Vittorio Veneto ha questa peculiarità. Treviso ne può avere un'altra specialità, oltre che avere la neurochirurgia, la cardiochirurgia, una cardiologia importante, una ortopedia traumatologica importante che va magari potenziata su qualche filone che potrebbe essere la chirurgia della mano, se non la chirurgia dell'anca. Voglio dire, ognuno avrà ovviamente delle peculiarità e questo è importante perché professionisti che lavorano, perché la gente pur di essere curata bene e dove si fanno tanti numeri, quindi la certezza e la garanzia che non si fanno 10 interventi, ma ce ne fanno 300, le persone si spostano. Per quanto riguarda invece la chirurgia di base, cioè le cose di base, e per quanto riguarda l'emergenza e l'urgenza, i poli restano perché giustamente il cittadino di Vittorio rispetto al cittadino di Montebelluna deve avere la garanzia di avere un'emergenza e urgenza garantita. Poi su questo visto ci sono state anche recentemente delle rassicurazioni, perché insomma, la preoccupazione è proprio quella, dici vabbè poi riorganizzano, ci tolgono. Assolutamente no, io credo, ma lo ha detto anche il Presidente Zaia più volte, ma lo dice il piano sociosanitario regionale, lo dice il dottor Mantoan, l'emergenza e l'urgenza deve essere garantita nei poli strategici, quindi Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Castelfranco, per capirsi Treviso o Derzo, ecco. Però poi sviluppate le eccellenze. In questa logica qua di sistema, l'altra cosa importante da fare è chiaramente favorire l'osmosi dei professionisti, cioè i professionisti che si spostano, cioè l'utente è il professionista che si sposta, che prende la sua macchinetta, che prende il suo mezzo e va a fare certe prestazioni. In questo modo facciamo crescere tutte le realtà, tutte, e contemporaneamente garantiamo professionisti di qualità in tutte le realtà. E questo come è stato preso dai professionisti? Cioè c'è la disponibilità a farlo? Io ho già fatto un meeting aziendale dove appunto tratto con i professionisti questo e mi pare che su questo siano tutti d'accordo. Abbiamo iniziato dei tavoli in vista ovviamente dell'unione delle US. Che poi noi parliamo di azienda zero, ma ancora non si è completato il processo perché comunque il Consiglio deve ancora andare avanti sulla famosa una realtà per ogni provincia sostanzialmente, quindi però il processo ormai è innescato, diciamo. Sì, diciamo che noi contiamo di vedere insomma che questo vada alla luce, per cui stiamo ragionando con i miei collaboratori, perché lei diceva giustamente da solo non si fa niente, ringraziando di ottimi collaboratori, e stiamo innescando questo processo come facendo dei tavoli specialistici, quindi i cardiologi si trovano tra di loro, i neurologi tra di loro, andiamo con i dati alla mano a pianificare delle cose, poi presentiamo un progetto che poi andremo a proporre al dottor Mantoan. Se la Regione e lui lo approveranno, questo diventerà un progetto definitivo di riallocazione delle specialità diciamo principali, con ovviamente poi l'attivazione del giro anche dei specialisti. Quindi ho visto che lei ha incontrato anche le aziende private, sì, attraverso Confindustria, ha detto che vorrà aprire comunque un tavolo aperto spesso con loro, perché devo dire che con l'aria che sentiamo, le prestazioni, insomma le difficoltà per avere prestazioni soprattutto preventive oppure la diagnostica saranno sempre più alte a quanto pare per il nostro servizio sanitario. Questo secondo che cosa porta in più secondo lei? Ma guardi, intanto è importante, sono dei partner importanti, nel senso che da San Camillo a Monastier, voglio dire, cioè sono realtà del nostro territorio insieme ai privati accreditati che ci danno prestazioni ambulatoriali, e questi danno anche prestazioni di ricovero, sono fondamentali nella rete per abbattere le liste d'attesa, per garantire tempestività nella presa in carico dei pazienti. Quindi voglio dire, sono partner con i quali bisogna sempre confrontarsi e insieme trovare anche strade di collaborazione ulteriori, perché credo che non ci si debba fermare, ecco questo, ma renderli edotti e renderli partecipi di questo grande cambiamento, perché è fondamentale. In secondo luogo sono, io dico, la quarta stampella della sanità, perché esiste il pubblico, esistono loro, esiste il volontariato e esiste il mondo del cooperativismo. 4 soggetti importantissimi che ormai non possono più vivere senza l'altro. È un'osmosi mutualistica importante.
Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ma tra 2 minuti siamo ancora qui. Dobbiamo anche parlare della ristrutturazione dell'ospedale, che sarà un grande cambiamento per l'ospedale di Treviso, ma lo facciamo tra poco. Eccoci qua, siamo con il direttore generale dell'azienda US 9 di Treviso, che è anche commissario della 7 e della 8, vuol dire un territorio vastissimo, complicato, un territorio che era già eccellente, ma che come sempre non si finisce mai di migliorare, bisogna che affronti sfide nuove, e la sfida è un USL provinciale. Questo è il disegno che cambierà la sanità in Veneto, e devo dire che probabilmente Treviso sta facendo anche un po' da esperimento principale, perché è quella forse più vasta tra le USL che sono state create con la nomina dei nuovi direttori generali, che sono appunto commissari anche di diverse aree. Però la città di Treviso non rimane a guardare, diciamo così, perché l'ospedale subirà un grande cambiamento, una ristrutturazione che è quasi un raddoppio sostanzialmente, quindi è un impegno molto, molto, molto forte. Da questo punto di vista ci sono delle novità, dei passi avanti? Beh, una bella sfida, il nuovo ospedale, una bella sfida, un ospedale di circa 1000 posti letto, quindi voglio dire che darà respiro sicuramente all'US 9, quindi alla futura US Hub, diciamo, ecco, l'ospedale Hub, ma contemporaneamente darà un modo diverso di lavorare e un modo diverso anche dell'approccio da parte dell'utente, delle persone che afferiranno l'ospedale. Perché è un modo diverso di lavorare? Perché oggi, come lei sa, è su più monoblocchi l'ospedale di Treviso. Questo cosa comporta? Comporta dispendio di risorse umane, perché l'organizzazione del lavoro deve essere fatta su più sedi, ma contemporaneamente anche poca sinergia in termini sia di lavoro sia in termini anche di servizi. Con il nuovo ospedale l'accorpamento per esempio delle sale operatorie che andranno in un blocco unico, 12 sale operatorie, ISO 5, 5000 e poi ovviamente anche con sale ibride dove più professionisti sui politraumi, sulla neurochirurgia potranno lavorare insieme. Tantissime specialità ormai lavorano in team. Potranno lavorare in team senza problemi, con un'organizzazione molto semplice ma che andrà a risparmiare in termini di risorse umane, garantisce benessere organizzativo e lavorativo, garantisce efficacia ed efficienza per l'utente e soprattutto a noi dei risparmi, perché questi si vedono sia in termini di personale sia in termini anche del miglior utilizzo delle risorse. Quindi sì, stiamo andando su questa strada, i gruppi di lavoro che ho attivato e a cui ho messo in testa il direttore sanitario stanno lavorando perché c'era il contenitore, all'interno del contenitore abbiamo coinvolto i primari caposala per trovare il miglior modo di organizzare logisticamente il lavoro. Questo è stato fatto, presenteremo il prodotto ai progettisti, i quali andranno a definire il progetto esecutivo e poi, io dico, incrociamo le dita, arriveremo alla posa della prima pietra. Ma diciamo la prossima scadenza e i tempi previsti per tutto questo procedimento? Allora, perché parliamo sempre di cose complicate. Allora poi noi dovremmo, col progetto definitivo, fare 2 ulteriori passi. Uno è la VIA, cioè la valutazione impatto ambientale, che dovremmo presentare il progetto definitivo, eccetera. La seconda è la conferenza dei servizi, cioè si torna, fatta la valutazione VIA, si torna in conferenza dei servizi dove c'è la regione, gli enti, il comune, eccetera, si ha il beneplacito della conferenza dei servizi e poi automaticamente si fa la posa della prima pietra. Secondo la temporizzazione che noi abbiamo dato dovrebbe essere entro l'anno la posa della prima pietra e poi si partono i lavori, 4 anni e l'ospedale, salvo, ecco, imprevisti, imprevisti. Insomma, dai, tra i 4 e 5 anni, esatto, incrociare le dita, dovremo avere il corpo centrale, cioè quello che ci serve, per cui trasferiremo le persone, i posti letto, le persone, le sale operatorie nel corpo nuovo e poi nel corpo vecchio andremo a sistemare la parte che deve essere sistemata, molto minima rispetto al resto, e soprattutto andremo a fare i servizi, quindi le centrali, queste cose che comunque possono continuare a
si può continuare a lavorare Stavo sul pensando nuovo. mano a mano che lei parla a quante difficoltà anche il personale sanitario affronta, no? Perché questi sono cambiamenti che i cittadini devono assorbire, devono sapere dove andare, ma anche la struttura organizzativa interna degli ospedali, cioè il dialogo, il confronto continuo, la necessità di andare tutti volentieri in una direzione, Certo. tutti motivati verso una direzione, fa la differenza, perché io vivo qui a Padova, so cosa vuol dire per i poveri che lavorano dentro un cantiere sempre aperto che è l'ospedale di Padova, affrontare appunto cambiamenti del genere non è un percorso semplice dal punto di vista... Noi avremo la fortuna di avere il cantiere, cioè il costruito, il nuovo, per cui si può lavorare tranquillamente nel vecchio. Mi scuso già da ora, ma lo diremo con gli utenti, perché chiaramente i rumori del cantiere si sentiranno, ma soprattutto con la gente di Treviso, perché chiaramente quando un cantiere di quel tipo si apre avremo un po' di camion che passano, quindi disturberanno un attimo, però insomma io dico sempre il gioco vale la candela. Assolutamente. Mentre senta, volevo chiederle perché si sente, sappiamo che è partita questa cosa degli ospedali di notte con le possibilità di fare visite, così poi si è sentito un po' un calo e questo sta riprendendo, si sta ringranando? Sì, a Treviso di fatto, Treviso Hub, US 9, siamo già partiti, abbiamo già ripreso. Adesso riprenderemo, stiamo organizzandoci anche con la 7 e la 8. Perché? Perché ci si era un attimo fermati, perché il sindacato di medici radiologi aveva fatto un ricorso, perché la querel era legata al fatto si può lavorare di notte in orario di servizio oppure il lavorare di notte è solo una guardia, cioè funge da guardia, quindi alla fine noi è una forma diversa sostenevamo, di contrattualizzata in maniera diversa. Noi sostenevamo che sì, che l'orario di servizio si sposta, si può lavorare anche di notte, fare anche un turno notturno come fanno gli infermieri, ecco, e quindi anche i dirigenti medici. Il TAR ha dato ragione al Veneto, ha dato ragione a noi e per cui andiamo a riproporre il modello e quindi partiamo, la 9 era già partita, partiamo anche con la 7 e con la 8 garantendo appunto che la sera si fanno gli esami strumentali. Insomma questa è una buona notizia per certo. tutti, insomma, anche perché assolutamente sì. Anche in prospettiva delle liste d'attesa di cui parlavamo Bravissima. prima potrebbe dare una gran mano. Soprattutto per catturare quegli utenti che poi sono giovani e non giovani, che non possono venire durante la settimana. Perché? Perché il commerciante, perché l'industriale, perché il libero professionista che lavora durante il giorno non ce la fa arrivare entro le 20 di sera. Per cui in questo modo qua e non ce la fa se c'è anche un minimo di attesa lo fai più volentieri quando non hai altri impegni. Esatto, in più è anche libero per portare il genitore anziano che magari non ha il mezzo per arrivare. Assolutamente, insomma la vedo positiva e determinata ad affrontare questo grande cambiamento che appunto non è indolore. Ho visto che anche sulla questione della gestione dei costi, anche se l'USL di Treviso non è tra quelle che hanno problemi particolarmente, però lei intende anche in qualche tipo di servizio provare a sperimentare qualcosa di remunerativo anche, che sia remunerativo per le strutture? Sì, noi dobbiamo intanto, una cosa importantissima, riprenderci i nostri utenti, è d'obbligo. Noi abbiamo si chiama così passività, fuga passiva, legata a utenti, come dicevo, non solo nell'area del Vittoriese, ma anche nell'area del Trevigiano, diciamo più periferica, Derzo, Motta, di nostri utenti che vanno in Friuli. E quindi noi dobbiamo, e questi sono costi per noi, costi anche a bilancio. Sì, certo, perché dovete poi pagare la regione. Dobbiamo pagare la regione Friuli e, come si suol dire, non sono soldi virtuali, sono soldi veri, sono cash, come si suol dire. Allora, uno degli impegni che mi sono preso e che ho chiesto ai professionisti nostri è sempre di più di portarci a casa i nostri utenti. Sono utenti nostri ed è giusto che abbiano risposta nel nostro territorio. Questo è già un grande risparmio, nel senso che sono soldi che ritornano al sistema e quindi chiaramente poi possono essere utilizzati, come dicevo prima, per tecnologie, per altre cose, è importante. Poi la seconda azione è di fare sistema nell'utilizzo delle tecnologie. Faccio un esempio. A Treviso abbiamo il robot. Allora lo dico adesso qua e lo dico a lei per la prima volta, dopo dovrò muovermi di conseguenza ma lo farò. Sentiamo. Il robot da noi a Treviso viene utilizzato ed è una tecnologia avanzata che costa, perché noi abbiamo la fortuna che la Regione quello che chiediamo ci dà. Non ho mai avuto negazioni di nessun tipo.
abbiamo chiesto il robot e la Regione, mi ricordo alla 15, insomma un URSS di 250.000 abitanti, chiesto il robot, la Regione ce l'ha dato, però sono macchine che costano milioni di euro, 4-5 milioni di euro. Dal punto di vista delle attrezzature sanitarie abbiamo... Beh, noi credo nel Veneto siamo il numero 1. Esatto. Allora, 5 milioni di euro circa, ok. Voglio dire, che sia utilizzato, qua lo dico però, insomma, per 80-90 interventi l'anno, e mi fa piangere il cuore, allora la Regione ci dà delle cose che vengono utilizzate poco, avrebbe ragione, devi riprendersele. Allora l'idea mia era, visto che facciamo l'USP provinciale, visto che quindi non ci sono più le barriere, e visto che bene o male da commissario, cioè levo una giacchetta e ne metto un'altra, no, alla fine, io pensavo, lo dico qua la prima volta, la prossima settimana di aprire un tavolo, perché no, professionisti dell'8, della 7, non possono venire a Treviso a utilizzare il robot. E quindi facciamo un sistema, invece di fare 80 interventi ne facciamo 200, ammortizziamo la macchina e diamo una risposta a tutto il territorio, che i cittadini di tutto il territorio possono avere la fortuna di avere certi interventi, leggi prostata, tumore alla prostata, col robot. E quindi di conseguenza diamo una risposta onnicomprensiva ai nostri cittadini. Allora, questo e perché no, come si sostanzia? C'è una strada che può trovare degli ostacoli o secondo lei... Nessun ostacolo. Nessun ostacolo. Io, qua l'ho detto adesso perché lei mi ha spinto, l'avevo già pensato, chiamo i miei direttori sanitari, chiamo i miei professionisti e dico, cari signori, da domani si fa così. Bene, abbiamo finito il tempo a disposizione, ma è stato il tempo ben impiegato fino all'ultimo secondo con il direttore, che adesso ha lanciato un sassolino che sicuramente dai prossimi giorni avrà dei nuovi risultati e offrirà appunto non solo risultati di professionalità ai medici, ma soprattutto interventi, maggiori interventi anche per tutta la provincia di Treviso. Io la ringrazio. Grazie a lei. So che è una persona che quando prende un impegno lo porta a termine, quindi non metto in dubbio assolutamente che domani sui giornali ci sarà questa notizia e dopodomani cominceremo a sentire che viene utilizzato il robot. Ancora grazie di essere stato con noi e noi ci vediamo come sempre alla prossima parte della puntata, tra poco.